schianto oggi pomeriggio a Semonzo del Grappa, moto finisce contro un muretto e prende fuoco, muore Centauro, 46enne di Bassano, illesa la donna che era sulla moto assieme a lui. Ancora a maltempo sulla Marca, bomba d'acqua nel pomeriggio sul Montello, 40 minuti di diluvio, dicono i residenti, strade chiuse, case allagate a Giavera, Nervesa, un volontario colpito da un fulmine ad una gamba. Europee ed amministrative, seconda giornata di voto, urne aperte fino alle 23, poi inizierà lo spoglio per le europee. Per le comunali bisognerà aspettare domani pomeriggio, 2 ring speciali stasera e domani dalle 21 e poi domani edizione straordinaria non stop dei nostri telegiornali. Antenna 3 seguirà in diretta il verdetto di europee ed amministrative. Raffica di furti nella notte a San Cipriano di Roncade, i ladri, probabilmente la stessa banda, hanno preso di mira almeno 5 villette. Ladro in azione nella chiesa di Santa Bona a Treviso, uomo afferra la cassettina per l'asilo parrocchiale, nonostante una parrocchiana si metta all'inseguimento riesce a scappare. Weekend di eventi per festeggiare i 10 anni dell'associazione Treviso Sotterranea, svelate ai turisti ma non solo, soprattutto ai trevigiani, le bellezze nascoste sotto la città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano di questa edizione ancora la cronaca, perché quella di oggi è stata una giornata davvero tragica sulle strade della nostra regione. Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, a Semonzo di Borso del Grappa, un motociclista di 46 anni, residente a Bassano del Grappa, ha perso la vita. La moto sulla quale viaggiava assieme ad una donna è uscita di strada ed è finita contro un muretto incendiandosi. L'impatto, lo vedete nelle immagini dei vigili del fuoco, è stato violentissimo. Purtroppo per il 46enne non c'è stato nulla da fare, miracolosamente illesa la donna che era in sella assieme a lui alla 2 ruote. Ma oggi pomeriggio si è verificata anche un'altra tragedia della strada lungo la Romea a Codevigo. Nell'urto contro un camper hanno perso la vita marito e moglie, 81 anni lui, 78 lei, residenti a Sandona di Piave. Ferito il conducente del camper, un uomo di nazionalità tedesca. E continua il maltempo purtroppo ad interessare i nostri territori. Dopo qualche giorno di tregua una nuova bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sull'area del Montello, Nervesa e Giavera, i territori più colpiti. Intanto le previsioni per i prossimi giorni non promettono nulla di buono. Ancora pioggia da domani. Intanto a Nervesa della Battaglia un volontario è stato colpito da un fulmine. La saetta l'ha raggiunto ad una gamba, l'uomo è stato portato all'ospedale di Belluno. Ma vediamo nel servizio di Daniela Sizia con le immagini di Tommaso Migotto quello che è accaduto oggi pomeriggio a Giavera. Una bomba d'acqua, 40 minuti di pioggia battente, vento e grandine. Il Montello è la zona più colpita da Nervesa a Giavera, canali pieni, strade sommerse dall'acqua e chiuse alla viabilità. Sì, da qui a 100 metri dalla pizzeria Charlotte fino all'Ins supermercato prima della Schiavonesca. C'è stata davvero una bomba d'acqua, molte sono le strade sommerse, questa è stata addirittura chiusa dalla protezione civile. Sì, chiusa, non è l'unica, per sicurezza è stata chiusa, adesso le monitoriamo e man mano che se l'acqua scende si può riaprire, però stanno aspettando la pina che arriva dalle parti di Volpago, adesso vediamo insomma. Via Conca Nuova, siamo a Giavera del Montello, lo vedete? Tutto l'incrocio, a parte la rotonda completamente allagata, da tutte le parti ci sono delle case, lo vediamo di là, che sono isolate. Com'è la situazione? Stiamo cercando di risolvere i problemi che ci sono, però continua a piovere, qui non saprei cosa dire. Qua è completamente allagata, abbiamo visto completamente tutte le strade. Ci sono diverse strade che sono completamente allagate e non transitabili. È stata proprio una bomba d'acqua, ci hanno detto. Sì, ha fatto 40 minuti di acqua, praticamente bella fissa. Poi nuvole, poi diluvio e poi nuvole. Via degli Artiglieri, i canali, lo vedete, sono pieni e la strada, come in via Conca Nuova, è stata chiusa, allagata, così come alcune case si vedono proprio da qui. Non ho mai visto così su 20 anni.
faceva anche grandine. E poi, ma a parte che io abito di là, non è che è così. Capita spesso comunque, quando ci sono le bombe d'acqua e una roba del genere. Tra l'altro la prossima settimana non è previsto bello. Esatto, chiamano ancora brutto. Non lo so, il tempo è così. Sì, ogni volta che fa una bomba d'acqua sabato, domenica o di notte, questa è la situazione, perché il canale non viene chiuso a monte. Quindi se il canale viene chiuso a monte come hanno fatto adesso, però in ritardo, come può vedere l'acqua si è abbassata moltissimo. Ed è entrata in giardino da voi? Sì, abbiamo dovuto lavare il porfido perché è entrata, è la terza volta che ci entra ogni volta che succedono queste cose. A Villorba si è registrato un vortice che si è sviluppato in aria ma senza causare nessun tipo di danno. Ed ora le elezioni, seconda giornata elettorale, anche oggi si vota fino alle 23 per le europee e le amministrative in 55 comuni della Marca. È arrivato proprio pochi istanti fa il dato relativo all'affluenza alle ore 19 nella circoscrizione del nord-est che comprende il Veneto assieme a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. L'affluenza per le europee è stata del 45,34%, in Veneto del 44,16%, abbastanza bassa l'affluenza nella Marca dove è andato alle urne il 42,46% degli aventi diritto. Seconda giornata elettorale, le urne resteranno aperte fino alle 23, poi inizierà subito lo scrutinio delle schede per le europee, mentre per le amministrative lo spoglio inizierà domani pomeriggio. 741.000 i trevigiani chiamati al voto per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, poco meno di 400.000 invece quelli che votano anche per eleggere la nuova amministrazione dei 55 comuni della Marca al rinnovo. 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Preganziolo e Paese, ma il rischio ballottaggio, se nessuno dei candidati raggiungerà il 50% più uno delle preferenze, è solo di Vittorio Veneto e Mogliano, dove a sfidarsi sono rispettivamente 4 e 3 candidati. A Preganziolo e Paese, dove ci sono solo 2 candidati, il vincitore sarà decretato già domani. Ci sono poi altri 5 comuni, Meduna, Ormelle, Refrontolo, San Polo di Piave e Sarmede, con un unico candidato. Quindi per validare l'elezione del sindaco è necessario raggiungere il quorum, che è stato fissato al 40% degli aventi diritto. E Vedelago è ancora sotto shock per la morte improvvisa di Nicolò Zamperin, 32 anni, trovato senza vita dai suoi familiari. Il giovane era stato designato presidente di seggio a Fossalunga di Vedelago, ma ieri mattina il seggio non è mai arrivato. Gli scrutatori hanno atteso a lungo, purtroppo però il 32enne era già morto da alcune ore. La salma è stata trasportata all'ospedale di Castelfranco ed ora spetterà alla famiglia richiedere l'autopsia per chiarire il mistero di una morte così improvvisa. Zamperin era un ragazzo pieno di passioni, la montagna, lo sport, la musica, l'astronomia. Proprio venerdì sera aveva partecipato alla riunione con gli altri scrutatori e non aveva dato nessun segnale della tragedia che purtroppo si sarebbe consumata alcune ore dopo. Il 32enne lascia i genitori Giuseppe e Stefania, infermiera, il fratello Alberto e la fidanzata Serena. La data dei funerali non è ancora fissata, intanto domani alle 20 verrà recitato il rosario. Dicevamo delle operazioni di voto, al momento nella Marca si stanno svolgendo regolarmente, ma anche in questa tornata elettorale non è mancata qualche polemica, ma anche qualche dolce sorpresa. Vediamo.
Dal volantino elettorale in un seggio a Carbonera alla questione del pasto in ritardo per i poliziotti impegnati nel servizio di vigilanza ai seggi, alla discussione a Vittorio Veneto per un elettore che non risultava iscritto nella lista. Anche in questa tornata elettorale non sono mancate le polemiche nella Marca, ma tutto sommato al momento sembra che le operazioni di voto si stiano svolgendo serenamente con regolarità, con qualche episodio di piacevole sorpresa che ha strappato un sorriso agli scrutatori impegnati nel tour de force elettorale. È quello accaduto alla scuola elementare Tre Forni di Paese, sezione 6, dove puntualissimo anche quest'anno il signor Emilio, 83 anni, si è presentato con un vassoio di pastine per scrutatori e presidente. 40 anni abito qui, quindi ogni volta che c'è stata un'elezione sono sempre venuto e c'è una prassi. Io tutte le volte che c'è devo portare dei pasticcini ai ragazzi che qui si impegnano per noi e cercano di fare il meglio per noi. Insomma, è una grossa soddisfazione anche per loro quando mi ricevono, perché ho visto mi acclamano, quindi vuol dire che è bello anche questo. Dai, grazie. Come stanno andando le operazioni di voto? Abbastanza bene, abbiamo avuto una buona affluenza sia ieri pomeriggio che stamattina e abbiamo i nostri affezionati che ci raggiungono ogni anno. Il signor Emilio per esempio ci ha portato le pastine che ogni anno non possono mancare, che noi insomma lo aspettiamo sempre con grande trepidazione, quindi insomma una buona affluenza e degli ottimi votanti, meglio di così non poteva andare. Elezioni europee ed amministrative, Antenna 3 pronta come sempre a raccontarvi in diretta ora dopo ora l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte questa sera alle 21 con uno speciale ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata a risultati e commenti con gli ospiti in studio, e domani lunedì dalle 8 del mattino si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde, tutti i commenti della politica. Fine giornata al momento di tirare le fila di questa sfida. Dalle 21 di domani nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel nostro territorio. E torniamo ancora alla cronaca. Raffica di furti nella notte a San Cipriano di Roncade. I ladri, probabilmente la stessa banda, hanno preso di mira almeno 5 villette. Hanno rotto il gancio e poi hanno fatto un buco con il trapano e sono entrati. Notte di furti, quella appena trascorsa tra via San Pio X a San Cipriano di Roncade e via Belvedere verso Casale. Diverse, almeno 5 le abitazioni che sono state prese di mira dai ladri tra le 22:30 e la mezzanotte. A casa della famiglia Rubinato sono entrati mentre i proprietari erano fuori. Sono entrati e hanno devastato la casa, hanno tirato fuori qualsiasi cosa da qualsiasi armadio. E è stato bruttissimo. Ad accorgersi dei ladri la sorella che abita a fianco. Ha visto una persona che era ferma in giardino con il cane e ha urlato e dopo si è barricata in casa perché era da sola e poi dopo qualche minuto se ne erano andati. Allertati i proprietari sono rientrati dopo 10 minuti ma il danno ormai era fatto e i ladri scappati. Ancora non sappiamo di preciso perché stiamo cercando di sistemare, di guardare un po' tutto. Per adesso abbiamo visto qualcosa di oro e qualche indumento, profumo, ma niente di così di valore. Probabilmente hanno cercato, non hanno trovato niente perché noi non abbiamo niente e se ne sono andati perché poi mia sorella è uscita, ha urlato e loro dopo qualche minuto se ne sono andati. Non si sa se per tenere buono il cane, un bellissimo Alaskan Malamute, lo abbiano maltrattato. E l'abbiamo visto quando siamo arrivati che era diffidente, stava lontano, aveva la coda bassa, quindi non sappiamo se loro abbiano fatto qualcosa o no. Speriamo di no. Ma dopo la razzia in questa casa i ladri, molto probabilmente la stessa banda, non si sono fermati, procedendo verso San Cipriano e concentrandosi in via San Pio X, entrando o cercando di entrare in altre 4 villette. Verso le 11 di ieri sera eravamo tutti dentro casa, il mio compagno sente dei rumori e abbiamo sentito il cane abbaiare e lì per lì non ci abbiamo fatto caso, essendo in campagna può succedere. E stamattina ho trovato un bastone in mezzo all'erba lì. E niente, mi è venuto il dubbio, può essere una volpe, ma mi sembrava strano.
E stamattina abbiamo guardato sulla finestra del garage ed effettivamente era forzata. Poi sentendo la gente in giro abbiamo sentito che erano andati anche su case qua più avanti, quindi sicuramente. E poi ho visto le forzature del serramento. Ladro di offerte nella chiesa di Santa Bona a Treviso. Il furto è avvenuto venerdì pomeriggio quando un uomo ha arraffato la cassettina con le offerte destinate all'asilo parrocchiale e si è allontanato in bicicletta. A notare la scena una parrocchiana che si è messa all'inseguimento del ladro, ma l'uomo è riuscito a seminarla. Più tardi, lungo la strada, è stata trovata la targhetta della cassettina delle offerte, probabilmente staccatasi durante la fuga. A raccontare l'episodio è stato lo stesso parroco durante la messa di oggi. La zona della chiesa è comunque coperta dalle telecamere di videosorveglianza dalle quali si cercherà di risalire all'identità del ladro. Ed ancora incidenti stradali. Un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 6 lungo la Noalese a Zerobranco. Furgone esce di strada, 2 persone ferite. Ha perso il controllo del furgone che è uscito di strada finendo semicapovolto nel fossato adiacente alla carreggiata. Grave incidente questa mattina all'alba a Zerobranco lungo la Noalese. Per cause ancora in corso di accertamento, il 46enne alla guida del mezzo non è più riuscito a tenerlo in strada. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 squadre da Treviso e Mestre e l'autogru. Estratti dal furgone i 2 occupanti, l'autista ed il passeggero 36enne, che sono stati consegnati ai sanitari del 118 e trasportati, uno in ambulanza, l'altro in elicottero, all'ospedale di Treviso. Entrambi hanno riportato diverse ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. La Noalese è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso ed il recupero del furgone. Abbiamo visto quello che è successo oggi pomeriggio nell'area montelliana ed in queste settimane caratterizzate da grandissima instabilità del tempo è di grande attualità la questione della gestione delle acque e della prevenzione degli allagamenti. Dibattito aperto anche sul possibile utilizzo delle cave dismesse come bacini di raccolta e di laminazione, con gli imprenditori propensi a degli accordi con i consorzi di bonifica. Abbiamo sentito un volto storico del settore, Remo Mosole. I progetti sono pronti da tempo al Consorzio di Bonifica Piave per la gestione dei fiumi e canali, collegandoli ad una serie di cave dismesse o in fase di chiusura. Uno studio di anni che pare sia però fermo in qualche cassetto delle regioni in attesa di approvazione e magari qualche finanziamento. Uno stallo, secondo alcuni, legato alle richieste dei cavatori per la cessione delle aree, lievitate non appena giunta la voce di questo possibile riutilizzo. Versione smentita da uno dei nomi storici della ghiaia, Remo Mosole. Ma non è vero, perché sulle cave dismesse è giusto riempirle di acqua per dare agli agricoltori che hanno bisogno di acqua di abbeverare le piante, il fieno, le viti, cosa come. Dobbiamo organizzarsi. Quando si organizza per il bene comune è qualcosa di buono fatto. Comunque lei è disponibile a discutere sulle cave e sulla gestione delle cave? Ma io sono disponibile per il bene comune sempre da quando sono nato. E proprio per questo Mosole lancia una proposta per la cava delle Bandie a Lovadina. La mia cava Le Bandie possono prelevare acqua finché vogliono, perché quella in più va persa, perché viene giù dal Piave, viene dentro sulla mia cava e va fuori verso Treviso, da Treviso va sul Sile e sul Sile verso il mare è persa. Piuttosto che sia persa, che la adoperano sempre, mettono pompe sulle canalette, cose come. A me mi fanno piacere, perché a contribuire per me mi dà soddisfazione, ma se non sono organizzati io non posso fare il lavoro degli altri. Critico quindi con la burocrazia che invece di agevolare ostacolerebbe gli accordi su quella che potrebbe diventare una soluzione definitiva sia per bombe d'acqua che per grandi periodi di siccità. E l'ultima stoccata la lancia proprio al Consorzio Piave. Che devono interessarsi. L'acqua in più va sul Sile e persa, piuttosto di perderla è meglio consumarla. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi.